Ehi Joe! Ehi Ste, ho pensato una cosa. Visto che tutti finiscono sul giornale, voglio diventare famoso pure io. Che posso fare? Joe, ci vogliono certe caratteristiche. Tu quanto sei alto? 1,65 m per 70 kg. E già la modella non la puoi fare. Tatuaggi fino al collo ne hai. No, E non puoi fare neanche il cantante. Reati pesanti. Hai mai fatto una rapina? ma così mi arrestano. Sì, ma finisci sul giornale. Joe, addirittura un amico mio ha fatto un bel colpo, poi è sparito. Ne hanno parlato pure a chi l'ha visto. E com'è finita? Si è sistemato. È ospite in televisione. No, è ospite dello Stato. Ste, ormai la gente paga per le foto. Una mia amica le carica e le danno un sacco di soldi. Instagram fa miracoli. Joe, un mio amico fa le foto per strada. Le pagano fino a 500 euro. È un influencer. No, vigile urbano. L'autovelox fa miracoli. A che serve lavorare? L'altra sera in TV ho visto uno che sputava col naso. Lo so, Joe, il mio vicino fa le pernacchie con le ascelle. È andato in televisione, è diventato famosissimo, lo fermano tutti. Ormai è diventato il suo modo di presentarsi. Lui non te lo dice piacere Nino. Lui arriva e ti fa una pernacchia. Pensa che l'altra volta l'hanno fermato i carabinieri, gli hanno chiesto il documento e lui gli ha fatto una pernacchia. E com'è finita? A Fisca e Pirita, Joe, lo hanno portato in caserma. Vabbè, non è sempre così. C'è una modella che per diventare famosa non si depila più le gambe. Oh, la conoscono tutti. E certo, Joe, il pelo è pelo. Ste, non hai idea. Tira un sacco sul web. Ovvio, tira più un pelo di donna che un carro di buoi. Solo che quando va a mare, se la guardi dall'ombelico in su è femmina, dall'ombelico in giù pare maschio. Questo è un guaio. E vabbè, peli e guai, non mancano mai. Ma mi rispondi con i proverbi? Mi pare banale. I proverbi saranno banali, ma li conoscono tutti. Io non pensavo, ma diventare famosi è così difficile. Joe, come dice mio cugino, è un'impresa, ma non bisogna mai mollare. Pensa che lui nel 2010 aveva trovato uno che gli ha promesso che gli faceva fare il film di Pinocchio. E l'ha fatto. No, era una bugia. Doveva fare Modern Family, ma siccome lui c'ha la faccia di quattro antico, doveva fare La Grande Bellezza, ma è troppo brutto. Gli hanno fatto fare Gomorra, gli hanno sparato alla prima scena. Insomma, è un'impresa, ma lui è contento lo stesso, perché alla fine, Joe, sono soddisfazioni. E ora che fa? 100 vetrine. Ma non la fanno più. Gli altri, lui pulisce come un pazzo, ma sai che significa ogni giorno fare tutte queste vetrine? È un'impresa, a tipo Ben Hur. Ma che impresa è? Impresa di pulizie. Insomma, mi stai dicendo che non posso diventare famoso? No, anzi, dobbiamo solo capire qual è il giusto segmento per te. All'Isola dei Famosi ci vanno i famosi e non ci puoi andare. Grande Fratello VIP ci vanno i VIP, tu sei VIP. No, e quindi non ho speranze? Vedi Joe, prima l'unica speranza per diventare famosi era legata allo studio, all'impegno, al lavoro. Tu pensi ai grandi del cinema, Alberto Sordi, Totò. Questi avevano studiato, si erano impegnati una vita e soprattutto avevano una grande testa. Era solo questa la strada, usare la testa. Ora invece hai un altro modo per diventare famoso. Fare cose banali, inutili, purché diventino virali. Joe, scegli tu. Ste, non serve più la testa. Basta fare video con gli animali, che ne so, con i gattini. Fai milioni di visualizzazioni. Ah beh, allora se non serve più la testa, ho la soluzione per te. Vai allo zoo, entri dentro la gabbia del leone e gli dici: oh, vieni qua, o dobbiamo fare un video tutte e due. Lo sai quante visualizzazioni fai? Ma il leone mi stacca la testa. E vabbè, Joe, non serve più la testa.